potrei raccontare altre cose io per Florio, no? Posso? E come posso non aver non conosciuto, ma sentito parlare di Preflorio? È stato parroco nel mio paese, io sono di Cleuris, dal 1904 al 1917 e quindi è stato 13 anni, mi sembra, 13 anni, e la gente parlava solo di lui. Quando ero ragazzo lassù, che vivevo lassù, le mie nonne, ma anche mia mamma che lo ha conosciuto, anche se non era più il suo parroco, ma lo ha conosciuto. Ecco, mi parlavano di lui. Sono stato in America, mi parlavano di lui. Tutti quelli che partiti da Cleuris erano emigrati in Francia, per l'Italia, quando parlavano di Cleuris, o parlavano del parroco di Cleuris, il parroco di Cleuris era Preflorio, non c'erano altri, pur essendo stati anche altri, ma chi aveva fatto storia là era lui, aveva lasciato un segno, e era un prete a modo suo, tutto particolare, rude quanto vuoi, ma nello stesso tempo uno che viveva in mezzo al suo popolo, viveva la storia del suo popolo, viveva le situazioni del suo popolo. Pensi che forse nella chiesa, in qualche angolo, c'è ancora qualche braccio, qualche gamba, perché una volta c'era un altare, quello di Sant'Antonio, che era attorniato da queste braccia e gambe, che Preflorio aveva guarito, e la gente ci metteva l'ex voto, no? Il santo che aveva fatto il miracolo sarà stato anche Sant'Antonio, ma prima era Preflorio. Dicevano, si intende di medicina, lui sa tutto, lui, no? E andavano da lui la gente, non è mica dal medico, cosa vuoi, quei tempi, povera gente era povera, andavano da lui, e lui naturalmente forse aveva qualche estro, sa, si intendeva qualcosa, o tentava anche lui di fare il possibile, però per la gente lui faceva i miracoli. Preflorio è stato, un po' di storia faccio, Preflorio è stato la sua prima nomina di sacerdote, parroco a Rivo di Paluzza, che è una frazione qua vicino, dal 1892 al 1895, 3 anni è stato qui. Poi l'hanno mandato a Timau. A Timau è stato dal 95 al 1904, 9 anni, e ha dovuto andare via da Timau perché è stato accusato, calunniato dai fabbricieri, dagli amministratori della chiesa, che c'era un ammanco, che poi forse, ma non so, forse sarà stato un errore di contabilità, di come succede, ma non che lui si sia arricchito, questo è l'ultimo pensiero. Però terribili, quelli di Timau, lo hanno accusato dal vescovo, Allora, il vescovo l'ha mandato parroco a Cleuris, però senza la contabilità nelle sue mani, che l'ha lasciata al nuovo di Timau, che si chiamava Don Pratita Bulfon, no? Ma lui è stato, non aveva almeno quel problema di stare a conteggiare, a presentare i conti in curia, a fare queste cose, no? Ha fatto sacerdote così, con tanta libertà, diciamo. E è ricordato perché è un prete un po' estroverso, un po' di quelli diretti che te ne dicono in faccia, e se devono darti uno scappellotto te lo danno, ma ben calcato anche, no? Guardi che io posso raccontare una storia, e aveva esposto il Santissimo lì a Ligosullo,
e facevano l'ora di adorazione, c'erano le donne dietro a lui, naturalmente lava le spalle le donne perché era in adorazione, e insomma era lì un po' che quasi addormentato, ballava un po' di qua, un po' di là col corpo, queste donne, queste linguacce dovevano fare il loro commento, no? E allora dicevano, ma chiala lì, se non sono scherzi, c'è vergogna, mettisi in che stazza lì davanti al Santissimo, no? Commentavano così, e lui ha percepito, no? Si alza su e fa. Allora, visto che è così, ritiri il Santissimo chi è più degno di me, e se no, l'hai tintecchia. L'hai tintecchia, voleva dire andate con le streghe lassù. Nessuno è andato a tirare sul Santissimo, lui è andato a sacrestia e è andato via, si è salvato in questo modo, no? Ecco, siamo nella notte fra 1900 e la notte di San Silvestro, l'ultima dell'anno, fra il 1905 e il 1906. E cosa succede? Succede che non ha dormito tutta la notte, perché vicino là c'era l'osteria. Hanno ballato, gridato, ubriachi, la fisarmonica, tutta la notte, lui non ha potuto chiudere occhio, l'ultima dell'anno, immaginarsi. Si alza al mattino, arrabbiato, e parte per andare a celebrare la messa. Passa, l'osteria che stava un po' su, passa sulla strada e sente ancora quella fisarmonica che ancora alle 8:30 del mattino ancora miagolava lassù. E lui va a dir messa, ma ce l'aveva qua. E a un certo punto, quando è arrivato al credo, che si cantava il credo, in unum Deum Patrem Omnipotente, lungo, il canto del credo, insomma non ci stava nella pelle, gli ha detto un chierichetto, vai a vedere se ancora stanno suonando la fisarmonica là, no? Speravo che avessero finito, no? Chierichetto è partito, intanto finito il credo, e stava sull'altare, all'offertorio, stava incensando l'altare, dicendo quelle parole proprie della incensazione. Incensum mistu da te, Domine, sicut incensum cospetto tuo, elevatio manum mea. E diceva questa preghiera incensando l'altare. A un certo punto arriva il bambino e gli dice, chiamo tutti all'assa, stiamo suonando l'armonica, eccetera. Dirigato, il domino, e allora ferma e fa, cai bali, incensando, cai bali, cai salti, cai forti, io trai. Forte in chiesa, no? Si è sbroccato così, insomma. Io ero un bambino di 10 anni e sono andato in seminario a 10 anni, era così quella volta. E c'era una signora ritornata a casa, anziana, ritornata a casa, viveva in una casetta in affitto, e quella era stata la perpetua di Preflorio. E la sera io dovevo andare al rosario, perché ero in seminario, perché il parroco mi teneva d'occhio. Andavo in seminario, naturalmente c'era anche lei, e quando uscivo dalla chiesa mi portava a casa sua per raccontarmi tutte le sue storie, le storie di Preflorio, anche perché lei è stata in servizio proprio di Preflorio. Allora ricordava che lui diceva la messa al mattino, veniva al bar a chiedere la palanca erano 10 centesimi, no? Era non so quanto potevi dire, un decimino, un quartino di vino, non so, cominciava la giornata così lui, no? Quando era lì Gosurlo, per distrarsi un po', veniva giù a Treppo. Tanto per dire il suo modo di fare, era popolare, viveva semplicemente con la gente. E andava da signor Toni Dappin, che aveva un commercio, aveva alimentari, aveva tante cose, no? Ecco, andava e naturalmente si prendeva il suo quartino, quello non doveva mancare,
Poi sai, non so se conoscete le tasche delle tonache dei preti di una volta, erano dei veri e propri sacchi, andavano giù sul tascone, così, Allora, andava nel sacco del riso, ti metteva dentro un bel po' di riso dentro queste tasche, Dopo andava nel bussolotto dove aveva las minzines, non so se delle mentine, e li riempiva, buttava, e Sciortoni lasciava fare, ormai E fatto sta che poi si metteva sulla strada, trovava i bambini, las minzines, trovava le galline, il riso. Anche le galline, lui andava facendo questo lavoro che mi raccontavano quando ero a Treppo, no? Alla sera lui era un po' sbronzo, come facciamo a mandarlo a casa? Il cavallo, che aveva un nome, adesso non me lo ricordo che nome, il Sciortoni lo metteva lì, su quel carretto, il cavallo lo portava a casa. Da solo, sapeva già il cavallo lo portava solo, a Rigosullo. Sono arrivato appunto a dire che io sono rimasto anche commosso a rivivere questa figura di Preflorio, della quale ho sentito tanto parlare da parte degli anziani, questo sacerdote che è vissuto, ha attraversato la guerra qua, no? Prima della guerra, durante l'occupazione tedesca, era anche in pericolo con i tedeschi per Florio, no? E poi dopo la guerra, un prete che aveva dedicato la sua vita in un momento così difficile, il vescovo dopo l'ha premiato, no? Perché l'ha mandato a fare il parroco nel paese più alto e sperduto della nostra zona, Rigosullo, lassù, no? Paesetto così. Ecco, forse perché era un prete anche abituato a vivere in montagna, ad affrontare, eccetera, è andato a fare il parroco lassù. Posso ricordare solo un fatto. Quando è terminata la guerra, novembre 18, il vescovo era andato a Roma perché aveva paura dei tedeschi e aveva abbandonato la diocesi, il vescovo Rossi, il vescovo di Udine, no? È stato un grande scandalo quello del pastore che abbandona il gregge nel momento della difficoltà, nel momento peggiore. È stato veramente uno scandalo. E i sacerdoti, i parroci erano andati militari, quella volta dovevano andare in guerra, anche i preti, no? Anche quelli di Paluzza erano andati. Questo povero Preflorio, in quel marasma, in quella confusione che c'era, ha potuto fare quel che ha potuto, no? Insomma, ha fatto anche tanto, se non altro la sua presenza, una presenza che era un'autorità, perché la gente si riferiva a lui, aveva rispetto per lui, e quindi ha fatto la sua parte. Però nel 19, mese di novembre, il vescovo Rossi, tornato da Roma, è venuto a visitare le parrocchie, fare le visite pastorali. E a un certo punto dice il parroco: apri i registri. Il parroco ha aperto i battesimi. Cosa ha visto sui battesimi in quegli anni lì? Figlio di NN, quella volta scriveva NN, figlio di NN, praticamente i nostri soldati non sono stati di band, con la smans in mano. Avevano bisogno anche loro di qualche donna, non so. Fatto sta che sono nati tantissimi figlioli di papà sconosciuto, insomma. Il vescovo si è arrabbiato col povero Preflorio. Allora lei non si rende conto della situazione religiosa, morale della sua parrocchia qua? Cosa ha fatto in questi anni? Immaginarsi Preflorio, sentirsi dire così, dopo che lui c'era rimasto qua, no, in mezzo alla guerra, e l'altro era scappato. Ha avuto il coraggio di dire, non si è alzato su, ha battuto il pugno sul tavolo, questo me lo raccontava un parroco vecchio di qui, ha battuto il pugno sul tavolo e fa: allora senta eccellenza, io le chiedo, dov'era lei quando tuonava il cannone?
coraggiosamente fuggì, dicendo fuggì, loro non fuggì, e allora sa cosa le dico? Vescovo del Moscardo sono io. Il Moscardo è la valle qua sopra, vescovo qui sono io, comando io, quindi taci. Non mi ha detto niente il vescovo, lo sa dove. Quando c'erano i tedeschi qua, c'era ancora il Preflorio che non so come si fidava insomma a stare con i tedeschi, perché gli avevano messo una taglia di non so quanto. Di 25.000 corone. Sì. Sì. Aveva la taglia lui dei tedeschi, ma non l'hanno preso, lo so. Allora è andato a fare il Sant'Antonio a Treppo, la festa di Sant'Antonio. Siamo il 13 di giugno 1918, sono i tedeschi, no? Perché sono andati via in novembre. Fatto sta che a un certo punto alla fine della festa fa: e adesso facciamo una bella preghiera, per Furlan l'ha detto però, una bella preghiera a Sant'Antonio, per calpare fur che i Mushans alla UDP, c'erano dei tedeschi, laggiù in fondo alla chiesa, l'ha detto a Furlan per non farsi capire. Calpare fur che i Mushans alla UDP, fur dalla nostra Italia. I tedeschi hanno percepito qualcosa, sono di sacrestia. Vogliamo sapere che cosa ha detto. E ho pregato il Sant'Antonio perché il Signore vi dia tanta salute che più presto possiate riabbracciare le vostre famiglie. Aveva detto pari fuori, Murais, l'aiuto. Allora, come diceva Don Tarcisio dei racconti che ha fatto, dagli aneddoti che ha fatto appunto su Preflorio, io ho voluto nella mia commedia proprio Fuciun Zamora raccontare proprio e portare in risalto questo personaggio che è veramente un personaggio che va ricordato, guai se va dimenticato. E appunto dobbiamo ricordare che lui è stato proprio l'anima, come già l'ho detto diverse volte, l'anima alla guida delle portatrici carniche. So, Don Tarcisio, che anche tua nonna era una portatrice carnica. No, tutte e due. Anche la nonna paterna, sì. Una nonna c'era di là, l'altra nonna era qua. Tutte e due. E posso dire solo questo, che la mamma di mia mamma era gravida di mia mamma nel 1916. Perché è nata agli inizi del 17, mia mamma era gravida, andava a portare, perché era gravida. Quando hanno dato, sai, il riconoscimento di Vittorio Veneto a queste donne, ha detto mia mamma, fa anche tu domanda, ma come? Che ero ancora... sì, andavi anche tu, eri nella pancia di tua mamma, anche tu. Ecco, dopo avevo la zia, ecco questa zia, anche questa parlava, che viveva con noi in casa, no? Questa, sì, e avevano, i loro uomini le avevano in guerra. Questa è una zia di mia mamma, è vissuta con noi, è morta con noi. L'altra nonna è di là, ce l'ho nel corridoio. Questa è una nonna paterna, questa è la zia materna e la mamma materna ce l'ho di là, sì. Quindi in questa commedia qui abbiamo ricordato... Però devo lamentarmi di una cosa, a queste non hanno ricevuto nessun riconoscimento perché erano già morte quando hanno fatto quel censimento là. Cioè hanno dato il riconoscimento solo a quelle che erano viventi ancora, e le altre 15 tante di più insomma. Io sono stato parroco in tutte le parrocchie dove è stato a fare il parroco Preflorio. Dunque, sono 28 anni che vado a Rivo, dove è stata la sua prima nomina. Dopo la sua seconda nomina è stata a Timau e sono ancora attualmente, quest'anno è il 20° anno che faccio servizio lassù. No? Sono a Cleuris, sono 26 anni che sono a Cleuris, dove è stato Preflorio. E poi Preflorio è stato Ligosullo, 14 anni sono stato anch'io. E il 19 dicembre celebrava sempre la messa in suffragio di andavo su a celebrare la messa in suffragio nell'anniversario della morte, perché è morto il 19 dicembre 1935, aveva 68 anni, non era neanche tanto vecchio proprio. Poi c'è stato un momento quando ero parroco lassù, in cui quelli di Timau, quelli del museo di Timau, hanno chiesto se era possibile
traslare il suo corpo nell'ossario lassù. Io ho firmato, favorevole naturalmente, ma il Consiglio Comunale ha firmato contro e non hanno permesso che si toccasse la sua tomba, per cui lui è ancora lì. L'hanno messo sulla destra entrando subito sulla porta lì, no? Sì. Mentre gli altri sono in quelle tombe centrali messe là, no? Così. Il povero Proflorio l'ultimo lì, così. No. Comunque sarebbe importante poterlo valorizzare un pochettino. Io ho avuto nella mia vita la fortuna di conoscere le persone che non dai 10 centesimi, ma sono dei colossi, dentro. Hanno di quei valori che a me li hanno trasmessi, capisci? E li sento. Adesso vivo io con i ricordi di tanta gente che mi parlava in un modo, che prendeva la vita in un certo modo, che aveva una certa filosofia di vita proprio. E ricordo i nostri paesi che c'era il senso della comunità, dell'appartenenza, della comunità, una cosa che solo Sutri ha ancora mantenuto abbastanza, gli altri paesi ormai sta perdendo, no? Quel senso della comunità, di sentirsi un con l'altro. Sì, allora la frase è quella del Salmo 112, che noi cantiamo, la gente la conosce perché cantiamo i vespri ancora anche in latino, no? E dice la frase: a solis ortu, usque ad occasum laudabile nomen Domini. Ecco, dal sorgere del sole a solis ortu, ortu il sorgere del sole, usque, fino, usque, ad occasum, al suo tramonto, l'occaso si dice che in italiano antico, laudabile è da lodare il nome del Signore, laudabile nomen Domini.